qualcosa di buono, un buon ricordo. Bellissimo, grazie. Grazie, Dante. Senti, cosa ti mancherà di più di quest'Isola dei Famosi? Il tramonto. Il tramonto era il momento più bello, a parte perché passava un altro giorno, ma poi perché erano sempre tramonti bellissimi ed era un momento di tranquillità dai moschitos. Beh, insomma, sui moschitos hai avuto veramente Mamma mia, un ancora ho bel i problema. segni. Ti vedo. No. E poi era un momento più tranquillo, non so perché, forse un giorno andava via, ero riuscita a superarlo. E poi appunto mi incantavo per questa bellezza straordinaria che ci ha donato la natura lì, al di là di tutto questo purtroppo brutto tempo. Senti, che cosa non hanno capito la maggior parte dei naufraghi di te? Non lo so, probabilmente il fatto che io, ma proprio nel corso di tutta la mia carriera, la mia vita privata l'ho sempre un po' tenuta. Sono stata sempre un po' gelosa della mia vita privata, quindi è vero, magari mi esponevo poco, oppure ero silenziosa, oppure non mi schieravo da una parte o dall'altra. Poi per me le persone non è uomo e donna, per me la persona è una persona, quindi mi trovo bene con delle persone, non è perché è più forte, più debole così, perché poi come si è visto sono rimasta fino alla fine, al di là di tutto quello che è successo, legata a delle persone, come altri sono stati legati ad altri, insomma. Forse non sono stata capita per questo, la cosa che penso è che però gli italiani mi hanno capito perché io sono arrivata fino a qua, quindi loro mi hanno capito ed è quello che per me conta. Qualcuno vuole replicare? Qualcuno Cecchi? Tu che non hai mai peli sulla lingua. No, voglio confermare che io ho fatto uno sbarramento durissimo contro Miriana perché era la donna più pericolosa sulla strada di Manuela per la vittoria. Ah, ecco. E quindi a suo modo solo un per complimento. questo, non Beh, hai non è travisato poco. un po' il comportamento, cioè, ma lei ci ha spiegato di non Io credo di essere... averla capito molto bene, ma basta, ormai il gioco è finito, non c'è nessun motivo che io insista su presunti suoi difetti. A me serviva fermarla perché Manuela avesse la strada spianata. Credo che quest'isola poi uno si confronti anche con i propri difetti, Sì, no? come no, mamma Ecco, mia. magari voglio dire nella tua vita, che sarà sicuramente ancora molto lunga e con questa esperienza interiore assolutamente forte alle spalle, magari di questi difetti insomma potrai Come no. smussare qualche angolo, no? Spero di sì, li ho visti i miei difetti, perché poi comunque combatti con te stesso, tra cui ho avuto dei momenti che veramente non credevo alla vittoria, mi volevo ritirare e il fatto di averli superati per me questo è stata una grande vittoria, già è una vittoria, cioè veramente dei momenti mi volevo ritirare e sono riuscita a non farlo, non so come ho fatto e questo mi rende molto felice e mi ha fatto capire comunque i miei punti deboli, il cibo, i moschitos e magari appunto questo carattere un pochino così, magari chiuso in alcuni momenti. Basta. Maria Giovanna, che donna è Deborah? Sì, scusa, Miriana. Intanto una che si presenta senza trucco e parrucco in uno studio così, questo per carità, complimenti. Grazie. Per il resto, no, questo veramente, perché ci vuole coraggio a venire direttamente da lì così, questo lo devo dire anche perché, e questo si vedeva già sull'isola, la tua bellezza poi affinata dal dimagrimento era ancora più vistosa, ancora più evidente. Ci sono delle donne molto riservate, molto timide, che a volte adottano questo come metodo e devono sapere che il rischio che corrono è quello di passare per delle persone che lo fanno come gioco, che lo fanno in pratica. Chi ha ragione, chi lo sa solo lei, però deve sapere che quello che può sembrare uno strumento formidabile a volte diventa una diminuzione seria. Io voglio dire una cosa, che io ho pensato a questo mio lato prima di partire, ci ho pensato, ho anche parlato un po' con gli autori di questa cosa. Penso che la mia personalità deve uscire fuori quando esercito la mia professione, poi però mi sono messa in gioco con questa cosa e sapevo che avrei potuto incontrare questa difficoltà, l'ho voluto fare lo stesso perché penso che l'isola sia una trasmissione che mi possa aiutare poi per esercitare la mia professione e poi per dimostrare quello che so fare. Straordinaria vetrina, anche, è una straordinaria, quindi ho rischiato lo stesso nonostante questo carattere che hanno molti artisti, molti attori sono molto timidi nella vita, poi però mentre lavorano
là devono dimostrare, secondo me. Questo è stato il mio percorso, poi chi l'ha accettato e chi non l'ha accettato. Grazie Miriam. Grazie a te. Appoggiati vicino al tuo amico Paul. Ecco qua. Paul. Allora, ci colleghiamo con la capanna. Sono arrivati i ragazzi, credo...